Oltre 20 bollette di fornitura a gas ricevute nel mese di dicembre e altre 50 la scorsa settimana. L'anomala corrispondenza che Federico Valente, elettricista di San Stino di Livenza, sta registrando negli ultimi mesi, ora lo vedrà impegnato in una minuziosa operazione di controllo risalente all'anno 2009 sino ad oggi. Giovedì mattina, a ricevimento della posta, ho trovato queste 46 bollette dell'Enelgas, di cui molte stornate, rifatturate per lo stesso periodo, e in cui dovevo fare appunto una verifica col commercialista per effettivamente vedere cosa sia stato pagato o meno, insomma. Una storia che ha dell'inverosimile, soprattutto perché Valente, a suo tempo, pagò regolarmente i consumi effettuati, anche se non privi di errori e spesso cumulativi di mensilità arretrate mai ricevute, che lo misero spesso in condizioni di dover pagare delle fatture anche superiori a 1.000 euro, cosa assolutamente anomala per un immobile ad uso artigianale come quello di un elettricista. Abbiamo provato più volte a chiamare i vari call center di Enelgas, però è stato impossibile venire a capo della situazione. E quindi abbiamo dovuto appunto fare un fax formale, come è stato indicato dal consulter appunto, però a questo sì, il nostro fax del 2 febbraio e praticamente sono arrivate solo queste bollette in pratica. Dopo l'invio ad Enelgas di un fax riepilogativo delle anomalie ricevute e una richiesta esplicita di spiegazioni, Valente come unica risposta ha ricevuto la seconda ondata di bollette, molte delle quali accompagnate da fattura di storno e comunque tutte riportanti una data di scadenza fissata entro le prossime settimane. Bollette che risalgono addirittura a periodi del 2008, quindi di 5 anni fa, 6 anni fa, insomma. Quindi adesso è abbastanza complicato andare anche a risalire e effettivamente tutti gli importi pagati. Per fortuna che abbiamo un certo storico, quindi cercheremo di Risolvere la situazione. Un lavoro di controllo che costringerà Valente ad una sicura perdita di tempo da dedicare al suo lavoro e soprattutto lo costringerà ad avvalersi dell'aiuto straordinario del suo commercialista e forse di un avvocato, sperando di poter risalire correttamente ad ogni pagamento effettuato. Cosa questa che nel momento economico e lavorativo attuale, per piccole imprese come quella di Valente, non potrà far altro che creare danno su danno.